Ciao tifosi del Napoli, lasciate un like sul video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Forza Napoli! Antonio Giordano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli sempre. Queste le sue parole. Nessuno nega che il Napoli batte un Milan rinnovato, è vero, ma non è che senza questi giocatori rossoneri sarebbero una piccola squadra. Poi ha aggiunto: certo, se togli Lobotka e Di Lorenzo al Napoli e qualcuno perde qualcosa, ma non va sminuita neanche la vittoria. È proprio il più complicato. La squadra di Gasperini ti incatena alla televisione. È bellissimo vedere che a marzo riparte un altro campionato. Ebbene sì, ma bisognerà vedere come arriveranno tutte le squadre. Negli ultimi due campionati Napoli e Inter avevano già vinto lo scudetto a marzo, vediamo cosa succede adesso. È vero che le ultime 8 del campionato non sono molto difficili, ma ci sono anche le precedenti. Non basta essere ermetico, ma anche dominante, come lo è stato il Napoli dal punto di vista della personalità. 10 giorni già dicono qualcosa, ma è presto per dire qualcosa su chi vincerà lo scudetto. Ha concluso. Qual è la tua opinione? Lascia un like sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!